Cari telespettatori, ben ritornati anche i nostri ospiti per affrontare anche quest'oggi, in questa serata, un tema particolare, un po' trascurato, diciamo così, a livello generale. Infatti, sollecitati anche da molti di voi, abbiamo deciso di approfondirlo e di affrontarlo, è doveroso. Parliamo delle tantissime partite IVA, i tanti liberi professionisti e anche la realtà delle micro e piccole imprese del territorio e del nuovo Statuto del lavoro autonomo che è stato varato dal governo. Ci sono novità significative importanti, tanti vogliono avere un po' di chiarezza, capirle e evitare di comprenderle quando ce n'è bisogno, correndo necessariamente dal commercialista e poi rendendosi conto che magari è troppo tardi per poter beneficiare, se c'è da beneficiare, di qualche cosa. Ma sostanzialmente il cosiddetto popolo delle partite IVA, da chi è costituito? Sono i cosiddetti ceto medio, sono benestanti come si diceva un tempo? Assolutamente, purtroppo, dati alla mano, non è più così. Moltissimi sono giovani e devono aprire la partita IVA, ne sono costretti per poter trovare delle occupazioni, per poter lavorare, hanno delle attività non continuative nel tempo, quindi difficilmente riusciranno ad avere poi un domani una pensione adeguata o maturare anche una pensione, questo è un altro aspetto molto importante, ma soprattutto hanno alla fine un reddito estremamente basso, diversamente da chi invece la partita IVA libero professionista la è da tantissimo tempo, l'ha fatto in ere passate, però deve combattere con una percentuale di soldi che deve versare al fisco estremamente alta, fuori dall'immaginabile, supera il 60%, si arriva al 70% e oltre per cento, oltre a tutto il resto e la poca deducibilità di varie situazioni. Insomma, è una situazione molto molto difficile. Chi non riveste questo ruolo difficilmente la comprende e facendo anche un piccolo sondaggio non si immagina quante tasse devono pagare, ma la questione tasse non è stata affrontata nel nuovo Statuto dei lavoratori, ben altre cose. Vediamo insieme di affrontarle con i nostri ospiti che vi presento subito. Ben ritornato Luigi Sposato, presidente di Eurointerim SPA, ci aiuterà come sempre con le domande, ma tanto nel mondo del lavoro ci sguazza da tempo, quindi potrà farlo con cognizione di causa. Riccardo Bortolami, dottore commercialista, ben ritornato, grazie di essere qui con noi. Filippo Grigio, consulente del lavoro, buonasera. Grazie anche a lei. Carlo Valerio, presidente Confapi, presidente, ben arrivato. Tra l'altro con lei parleremo anche della marea delle tipologie contrattuali, dei contratti collettivi che imperversano nel nostro paese per le piccole aziende, per le piccole e medie aziende, è una realtà sconcertante. Roberto Sartore, presidente Confprofessioni Veneto. Buonasera. Rappresenta, lo possiamo dire, Confprofessioni, questi liberi professionisti. Esatto. E quindi coloro che ci chiedevano, ma siamo rappresentati da qualcuno, da Confprofessioni. Eccolo qui, quindi esiste anche nel Veneto. Stefano Valdegamberi, consigliere regionale di Stalzaia, ben ritornato. Giovanna Negro, consigliere regionale Fare, anche a lei, Commissione Lavoro tra l'altro, per cui si occupa anche di questo. Barbara Simoncini, libera professionista. Buonasera. E Enrico Chiuso, lavoratore autonomo. Quindi due rappresentanze in carne e ossa che possono dire la loro cosa, come vivono la realtà. Noi incominciamo con il nostro primo contributo per poter entrare nel merito. Vediamolo insieme. E se fosse il complesso della partita IVA? È la sindrome del giovane professionista, architetto, avvocato, designer, che sulla carta ha uno status di altissimo livello, mentre sul conto in banca supera a stento la soglia di povertà. È un'aristocrazia di squattrinati quella delle partite IVA, che assomiglia a un esercito di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Di giorno si aggira in città con gli abiti del rispettabile signore borghese, la sera s'arrabatta come può con 1000 lavoretti. E pensare che quella delle partite IVA è una folla di dottori, non ce n'è uno che non abbia almeno una laurea, i più svegli vantano anche fior di master in Italia e all'estero. La fatturazione a fine anno però è spesso la stessa, magra. Guai però a chiamarli proletari. I detentori di partita IVA sono imprenditori nell'accezione più radicale che lo spirito del capitalismo conosca, cioè imprenditori di se stessi. Per farsi valere la partita IVA deve padroneggiare tutti i saperi dell'economia moderna, marketing, promozione, pubblicità e quando fallisce, da buon self-made man, ha un solo imperativo: fallire ancora, fallire meglio. Per la partita IVA il lavoro in sé non esiste, c'è il lavoro intellettuale, quello creativo e per i politicizzati pure il lavoro cognitivo. In ogni caso il lavoro è un sogno che pur di realizzare è disposto a fare con poco o nulla in cambio.
Così la partita IVA ha sempre da fare, a volte in pigiama da casa, altre volte di corsa, in tram. Il lavoro non gli manca mai, quello che gli manca è uno stipendio. Allora, Presidente Confprofessioni, cominciamo con lei. È vero quanto si dice nel servizio che effettivamente la retribuzione è molto bassa ed è solo un problema di soldi o ci sono altre cose che mancano? Adesso vediamo cosa è stato riconosciuto col nuovo statuto, ma è sufficiente, sono sufficienti i riconoscimenti dati o come sempre è un po' da intravedere qualche propaganda elettorale, qualche consenso da ottenere? Perché scavando è diciamo uno statuto a metà. Se mi sono posto la domanda se devo essere soddisfatto da questo disegno di legge. In realtà posso dire di essere solamente parzialmente soddisfatto e dal punto di vista politico, perché questo disegno di legge inverte un po' la tendenza che negava spesso certi diritti ai professionisti. Cioè, allora, lo dica bene, perché noi abbiamo tanti che non sono lavoratori autonomi che ci seguono, magari possono essere insegnanti, chi è nato nel pubblico impiego, e io mi sono resa conto che parlando con queste persone non c'è proprio comprensione di questa dinamica, a meno che non abbiano il marito che sguazza con i commercialisti, eccetera, molte anche soprattutto donne. Come? O la moglie. O la moglie, esatto, o la moglie, sì. No, perché mi sono rivolta a signori che proprio non comprendevano questo. Mi sono resa conto che sembra di parlare all'altro mondo, quindi è interessante che lei spieghi bene. Sì, porto un esempio che abbiamo già discusso qui un paio d'anni fa. Il decreto interministeriale Poletti negava ai professionisti e soprattutto ai dipendenti dei professionisti l'accesso alla cassa integrazione in deroga, tanto che, ebbi modo di dire proprio qui, siamo considerati come figli di un Dio minore. Abbiamo dovuto ricorrere al TAR e al Consiglio di Stato per far sì che poi ci riconoscessero questo diritto. Ecco, questo è emblematico di come veniva posto l'interesse verso gli studi professionali. Ecco, questo disegno di legge sembra cambiare il registro. Bisognerà vedere poi nei fatti. Un grande successo questo per le professioni. È un grande successo al quale abbiamo contribuito, ci abbiamo lavorato molto. Anche in momenti molto delicati, anche a Bruxelles, nei momenti, dicevamo prima, nei momenti in cui erano appena successi i fatti di Parigi, noi eravamo al Parlamento europeo, a portare avanti queste istanze peraltro che la Comunità Europea ci riconosce dal 2003. Nel 2003 c'era una sentenza della Corte di Giustizia Europea che equiparava i professionisti datori di lavoro agli altri. Quindi eravamo noi che eravamo in becca, cioè l'Italia doveva recepire. Assolutamente non è stata recepita. C'è stata poi anche un intervento nel regolamento europeo del 2013 che specificava questo. Abbiamo dovuto lottare perché ci riconoscessero anche la possibilità di accedere ai fondi europei. Ci è stato riconosciuto col comma 821 della finanziaria, che poi viene modificato dall'articolo 7 di questo disegno di legge, però anche qui è un riconoscimento parziale, perché effettivamente qui si poteva fare di più nel chiarire finalmente che il datore di lavoro professionista è uguale all'imprenditore, bisognava dirlo, non è stato detto. Perché? Io volevo capire perché. Perché? Questa è una bella domanda, perché non è stato specificato? Dopo questa domanda ve la giro, perché se tutti quanti voi avrete fatto delle considerazioni e riflessioni, sì. No, volevo dire, sì, le considerazioni le condivido, io credo che il lavoro sia lavoro e abbiano parità di dignità di trattamento tutti i lavoratori, siano essi collaboratori dell'impresa come del lavoro autonomo, però credo che la risposta sia a un'impostazione tutta italiana del lavoro autonomo che lo messe su un binario diverso dal punto di vista giuridico rispetto al lavoro d'impresa. E quindi questa differenziazione un po', sì è vero, è colpa anche nostra, perché non possiamo avere un lavoro autonomo, adesso sempre meno, perché certe categorie sono protette da degli albi, da degli ordinamenti. L'Europa dice
e il lavoro non c'è differenza, cioè il lavoro autonomo deve essere, è lavoro d'impresa, quindi stanno sul mercato come gli altri, e quindi è chiaro non possiamo essere europei quando ci interessa e non essere europei quando non ci interessa, quindi questo doppio binario qua a me superandolo, ed è giusto che i trattamenti dati per l'impresa siano dati anche al lavoro autonomo, però è anche giusto altrettanto che le due fattispecie giuridiche siano uniformate e non viaggiano su binari diversi come sono stati più nel passato che non nel presente. Sì. Ci sono, immagino Presidente, ci sono altre cose che no, riguardano la professione. Allora, la faccio finire, dopo do la parola anche al dottore. Qui si è parlato di albi che proteggono. Attenzione, gli ordini proteggono la fede pubblica, quindi l'ordine protegge il cliente da un comportamento non corretto del professionista. Chi invece protegge il professionista è la parte sindacale, cioè la parte che rappresentiamo noi come confprofessioni, quindi non è proprio vero che l'ordine limiti o diversifichi. Questo dovrebbe essere un argomento da approfondire. È un argomento, un attimo solo che deve fare un inciso. Quello che ha appena detto non è che è errato, è un'utilità pubblica l'ordine, visto in maniera esatta. Okay. Sì, ma stavamo parlando non è una corporazione. dei vantaggi No, aperta e chiusa parentesi. Volevo dire, mi ricollegavo giustamente perché il professionista o lavoratore autonomo, perché poi sono delle figure che fa parte del lavoro autonomo di cui professionista. E non vorrei mai che proprio giuridicamente, perché se noi andiamo a prendere il diritto civile e comunque quello societario, è chiaro che il 2082 è l'imprenditore e non rientra il lavoro autonomo nell'imprenditore, e per cui chi è fallibile e chi non è fallibile, insomma, entriamo, adesso non voglio fare qua diritto societario, chiaro, però non vorrei mai che proprio l'impostazione nostra nel nostro ordinamento giuridico distingue questo, e pertanto giustamente se io vedo letto, a me mi ha insegnato così quando studiavo, se vedo letto imprenditore non lo associo mai al lavoratore al lavoratore autonomo. Sono due cose distinte giuridicamente. Così giuridicamente. Però, come giustamente lei diceva, se io devo vedere il lavoro in generale, ragazzi, il lavoro è un diritto che spetta a tutti, che sia uno che faccia una cosa piuttosto che un'altra, è un diritto per tutti, a prescindere che io faccia l'imprenditore, a prescindere che io faccia il lavoratore autonomo, che io faccia il lavoro dipendente, è un lavoro. E in questo caso per i lavoratori autonomi, voglio dire, non è d'impresa, ma è della persona stessa in cui lavora. Poi c'è anche il lavoro autonomo forzato. Quello entriamo su delle false partite IVA, tra virgolette, non so capito dove arrivare, ma è forzato non tanto, adesso anche qui, non tanto dal sistema, il sistema è obbligato ad andare sul lavoro forzato, lavoro autonomo, come lei diceva, perché non c'è più la marginalità, no? Parlavamo l'altra volta di competitività delle aziende. Sì, Ecco, adesso io mi limito perché sennò potremo andare avanti. Se un'azienda come fa ad essere competitiva se l'azienda che è a Trieste è diversa da quella che passa il confine 50 km, qua il lavoro costa 2 o 2.000, là costa 500. Chiaro che l'azienda di autotrasporti ne hanno fatte una tonnellata, lo sanno, cioè a Roma non è che non lo sappiano. L'agenzia qua delle entrate a Venezia hanno portato la sede in altro paese dall'est perché sono costretti a farlo e partire da lì perché non sono ci sta più i competitivi. costi. E l'altro è il carburante, che là costava €1, qua costava 1,6, tanto faccio benzina lì, non la faccio qui, tanto per dirla tutta, no? È chiaro che non c'è più convenienza, un'azienda si sposta, ma allora nella globalizzazione ci sta, ci mancherebbe altro, ma se dobbiamo fare un'Unione Europea, come sempre abbiamo detto, ci deve essere una armonizzazione fiscale. Ma torniamo dopo andiamo al discorso fiscale perché è importante, vi faccio finire Presidente. Sì, procedendo appunto col disegno di legge, c'era anche un'altra parte che doveva essere precisata meglio. Un paio d'anni fa, tra l'altro, al Senato abbiamo presentato uno studio che è il professionista intermediario. Cosa voleva dire professionista intermediario? Noi avevamo un po' precorso i tempi come consulente del lavoro, ma in realtà poi a seguire tutti i professionisti sono stati interessati da questo lavoro, cioè noi di fatto siamo costretti a lavorare per la pubblica amministrazione in via telematica, e qui ovviamente parliamo di consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, ma adesso anche i medici, i dentisti che devono inviare telematicamente tutta una serie di documentazioni
e facciamo il lavoro della pubblica amministrazione, però lo facciamo senza che ci venga riconosciuto nulla, anzi dobbiamo soggiacere a delle disposizioni sulle quali noi non possiamo intervenire e a volte sono delle indicazioni estremamente onerose per il professionista, a volte anche sbagliate, però non abbiamo voce in capitolo. Ecco, questa era un'altra parte che il disegno di legge poteva migliorare. Ecco Presidente, però quali sono gli elementi positivi di questo decreto? Perché ce ne sono diversi. Lei ha detto l'accesso ai fondi europei, quello è una novità importante. Quella è una ce novità, ne sono altri che quella è una novità importante. Poi c'è ci sono delle somme fiscalmente deducibili per la formazione. I professionisti devono fare fino a 10.000 euro. Devono fare tutta la formazione. Anche qui però io l'ho sempre fatto scaricare i miei clienti, sì. E che mi sentono pure che mi facciano un'uscita, perché come si fa? È inerente. Inerentissima. C'è un principio, il principio fondamentale fiscale è l'inerenza del costo. Poi discutiamo che sugli autoveicoli, perché secondo me poi lasciamo stare Monti eccetera, perché il genio della lampada. Quello che volevo dire, è inerente un corso di formazione, tra l'altro, che mi obbligate a fare. Sì. Esatto. No, cioè dico, mio figlio che ha 10 anni, quel piccolo ne ha 4, dice papà, penso di sì. Sì. Basta. Ecco, lei sta dicendo che ci sono delle lacune dal punto di vista fiscale anche. No, non ci sono lacune. Diciamo che la nostra tassazione arriva a un determinato livello del 60-60%, proprio perché fiscalmente in Italia non ma è per quanto riguarda i costi che non sono per quanto riguarda però la formazione, che riguarda questo decreto, no, lei accennava al discorso che c'è la detraibilità, diceva il Presidente. Prima era il 50%, però, adesso al 100%, ecco, lei fino a 10.000. diceva fino a 10.000 euro. Allora adesso lei diceva che ci sono delle problematiche. A me risulta che sono delle problematiche fiscali anche in merito a questo decreto, nell'attuazione di questo decreto. Le risulta qualcosa? Allora, le problematiche fiscali sul lavoro autonomo è che hanno modificato... Anche per quanto riguarda la detraibilità della formazione, per esempio. Sì, in questo caso abbiamo detto era il 50% e adesso hanno portato al 100% il limite di 10.000, ok? E ho detto prima, io ho sempre fatto detrarre spese di formazione al 100% a miei clienti professionisti, perché non mi sembrava logico, è inerente, andremo in contenzioso, ok? Poi anche sugli autoveicoli, quello che stavo appunto fiscalmente... Poi su questo decreto non è che ci sono grosse rilevanze fiscali se non questa e se non la detraibilità intera della polizza assicurativa per i mancati pagamenti. Okay? Ci sono le agevolazioni retributive e contributive per quanto riguarda per esempio i contratti di reimpiego che riguardano anche questo decreto. Riguarda questo decreto anche questo. Sì, e abbiamo sul lavoro subordinato, chiaro, sì. Sì, sotto l'aspetto contributivo su alcune assunzioni. Ma dopo non entriamo nel merito, così finisce. Concludevo su quei 10.000 euro deducibili che sembrano una cifra importante, però mentre può essere una cifra interessante anche per me, consulente del lavoro, se penso alla formazione dei medici, che è una formazione estremamente elevata, e che ha dei costi formativi che sono a carico del medico stesso, andiamo ben oltre a questi 10.000 euro. Quindi bisogna sempre, ovviamente, questo disegno di legge ovviamente non puntualizza, ecco, quello che dico è che questo disegno di legge non puntualizza bene tutte le situazioni. Poi ecco un altro passaggio, viene previsto lo sportello presso i centri del lavoro, lo sportello per gli autonomi. Mi è venuto quasi da sorridere quando ho letto questo articolo 6. Che sportello fa? Sono gli autonomi fanno sportello gli altri. I centri per l'impiego non funzionano sono pieni di problemi. No, adesso non serviranno neanche più. Ci aggiungiamo un ulteriore onere. Ma se sono in chiusura con le province, li teniamo aperti. Quindi queste sono... Non funzionano per il lavoro subordinato. Ma non era il caso. Per il lavoro subordinato. E questo appunto per cui... Io un ragionamento lo farei. Giovanna Negro, un attimo solo. Io invece farei un ragionamento inverso e propositivo. Forse si doveva partire dagli studi di settore, modificare quelli e poi ragionare in previsione l'eliminazione, si sta parlando anche dell'eliminare. La previsione, io sono stata in Parlamento 5 anni e ho visto che
le vie di Roma sono lastricate di buone intenzioni, ma dopo la realtà all'interno del palazzo è tutta un'altra. Glielo dico con estrema serenità, siamo stati di maggioranza e di minoranza, per cui ho una visione piuttosto chiara. Qualsiasi cosa si impantana. No, cioè qualcosa, ma è una realtà, perché voglio dire, andiamo a investire, andiamo a dedurre 10.000 euro di formazione obbligatoria, al di là che non so dove trovino la copertura. E quindi non so che percorso avrà questa proposta di legge. Infatti non si capisce fino a quando sarà questo, non si comprende la durata di questo provvedimento. Se questa proposta di legge discussa in Commissione ci serve per prepararci da eventuali ritorsioni dell'Europa, diciamocelo. Sappiamo che questa ha questa funzione, ma lo diciamo in maniera palese, insomma, siamo persone che vivono del proprio lavoro, quindi è corretto che ci diciamo se è nero è nero, se è bianco è bianco. Però il passaggio che da anni sento è che le persone, le nostre imprese, le nostre partite IVA hanno difficoltà a far fronte agli studi di settore. Allora dico, non prendiamo in giro chi lavora, affrontiamo la questione in maniera seria dall'inizio alla fine. Ma perché non è stato fatto? Quante volte è stato proposto in Parlamento? Lei che era dentro. Perché c'è un problema economico, non sta in piedi. Sì. Basta vedere il riparto che oggi hanno le regioni di ritorno dallo Stato e si capisce benissimo che le nostre partite IVA sono una fonte di soldi che devono servire per gestire altre realtà. Quindi non hanno neanche diciamocelo, cioè voglio dire, se noi tante partite IVA e tanto deve entrare, questa è l'equazione. Oggi chi fa impresa che faccia reddito o non faccia reddito voglio un tot di introito. No, proprio su questo, scusate se mi interrompo, ma per quanto riguarda i professionisti sembrerebbe, perché il nostro Italia, bisogna dire, sempre condizionale, che aboliscono gli studi di settore per i professionisti già dal 2016. Però, No, è il governo, cioè, che già stanno si è avviato questo progetto. Il governo è al lavoro su questo. Sì. Ma posso parlare? Sì. Perdonatemi, ma sugli studi di settore io vi devo dire due cose. Mi credete che è più semplice fare una dichiarazione di redditi della Fiat che fare uno studio di settore di un autonomo? Infatti. Io ci impiego più tempo a fare uno studio di settore per una persona fisica, un professionista, perché un professionista, tra l'altro, magari non so, commercialista, psicologo, professionisti iscritti alle casse, mi chiedono quanti numeri di incarichi nell'anno, ma quelli finiti dell'anno prima e quelli nell'anno nello stesso anno e quelli che sono andati oltre. Nel totale degli incarichi, vi rendete conto che se uno deve perdere il tempo invece di andare a lavorare e prendere soldi, ci deve perdere un giorno per fare un studio di settore? A me più io ci perdo un'altra non so quante ore. Cosa gli devo chiedere per uno studio di settore io a chi ho un lavoro autonomo che mi viene a fare la dichiarazione di redditi a me? Ma allora se dobbiamo semplificare, no? Semplifichiamo. Non possiamo mettere uno studio di settore, diciamo che non c'è controllo da parte dell'amministrazione finanziaria e lo studio di settore è il controllo di dire almeno quello è il minimo. Di solito quando non c'è la capacità di controllare si crea la burocrazia e succede così in un paese dove c'è burocrazia perché non c'è incapacità di controllare. Chiarissimo. Torniamo nel merito, rapidissimo in pubblicità, poi do la parola ancora al Presidente da finire il discorso e poi continuiamo con Fabio e tutti gli altri. Pubblicità.